Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi vedremo un po' di parlare delle candele, perché ieri abbiamo parlato dell'illuminazione, di quella non così, perché quando il Marietto parla alcuni guardano il dito e altri guardano la luna, no? Non quella così, ma quella della ghiandola pineale. Oggi parleremo della forza delle candele di due colori, che diciamo, nel rito propiziatorio del Marietto alcune volte vengono usati tutti i colori, però alcune volte ci vogliono delle candele che abbiano un colore determinato per alcune azioni molto importanti. Però prima di fare questo, vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegarda, il Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Vi ricordo che il Marietto ha un sito con Hildegarda che si chiama che si chiama il capitano.altervista.org. I link sono sotto qui in descrizione e potete scaricare diversi ebook gratuiti con praticamente 200 circuiti radionici e quadranti radiostesici. In più c'è una zona shop dove ci sono parecchio materiale per gli acquisti. Bene, oggi parliamo di questa qua, di uno strumento che in questo caso qui è giallo come il sole. Questo qui è una candela che nei riti propiziatori agganciati anche a quadranti radionici danno una molta forza per le questioni finanziarie e di successo. Chiaramente una candela deve essere battezzata, vitalizzata, consacrata, no? Questa candela importante per riuscire ad avere una candela così con tutte le vibrazioni giuste bisogna lavorare mesi. Quindi il sole è più che altro per dare forza, coraggio o benedizioni, più che altro la si usa abbinata. Questo Marietto, quando fa dei riti propiziatori, usa diverse forze planetarie in concomitanza con praticamente diversi colori di candela. Alcune volte si usa solo le bianche, perché così si è più performanti in alcune direzioni, altre volte invece si usa per un periodo, ad esempio, faccio un esempio, non è che si usano solo le gialle per dare prosperità finanziaria, però alcune volte bisogna anche usare altri tipi di candele, queste qui alla Marte, un pochettino toste per, non so, a un certo punto allontanare dei nemici per delle attività, non so, tipo navi, gente che ha delle navi, gente che ha dei negozi, attività fioristi, dentisti, avvocati, studi di avvocatura che hanno dei nemici, allora si va sul sicuro con una bella candela color rosso sangue bordeaux, no? E il colore chiaramente influisce a livello vibrazionale e si va poi, tra virgolette, questa forza di onda di forma e vibrazione si va a imprimere sulla lastra lunare e quindi avrà determinati risultati. Chiaramente ogni candela deve essere consacrata e vitalizzata e in alcuni casi anche battezzata, no? Quindi questi sono praticamente alcuni oggetti che si usano, no? Perché alcune persone mi hanno chiesto di dare un piccolo escurso. Io ho già fatto nel canale del Marietto alcune pillole in cui spiego come battezzare e vitalizzare delle candele, quindi se è la prima volta che segui il Marietto vai a vedere come si attivano queste candele, come si purificano, come si disimpregnano e quant'altro. Bene, cari amici, penso di aver detto tutta, una piccola pillola, tanto per spiegare. Poi chiaramente si usano dei circuiti che rinforzano, sono dei circuiti praticamente segreti, che rinforzano questo piano vibrazionale della forza della candela, no? Quindi le candele sono importantissime per le operazioni magiche. Ad esempio, vi faccio un esempio, per un rito propiziatorio, di solito il vostro Marietto parla sempre di 9 mesi, no? Quando si incominciano a vedere i primi effetti o, diciamo così, la panna è montata abbastanza dopo 9 mesi. Però ci sono delle volte che bisogna usare non sempre lo stesso rito propiziatorio, ma bisogna in un certo senso usarne di più, per fare in modo che gli influssi planetari in un certo senso vadino in osmosi o si intersecano
così da avere un risultato multitasking molto più potente. Ad esempio si possono usare il sole per dare prosperità e poi il periodo dopo il rosso per allontanare magari qualcuno che non vuole la vostra prosperità. Oppure si possono sempre usare le candele bianche che praticamente sono una 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 soluzione, chiaramente che fa il suo lavoro, e teoricamente dovrebbe essere quasi la stessa cosa. Chiaro che io sto parlando di riti propiziatori che vanno avanti per più mesi, no, ci sono riti propiziatori che ne basta lanciare una volta, perché poi si usano tecniche segrete per fare in modo che questa cosa monti, no, a livello vibrazionale, e ci sono riti propiziatori in cui bisogna lavorare più mesi, per almeno 9 mesi, e dopo i 9 mesi si hanno i primi risultati apprezzabili. Prima è il classico colpo di fortuna del dilettante o di quello navigato. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e ricordatevi, candela, se volete sapere come si vitalizza o si consacra, mio maretto ha già fatto delle pillole di conseguenza nel suo canale, basta che andate a vedere ed è gratis. Bene, cari amici, vi ricordo di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano. Ciao e alla prossima.